circolazione da ovest con centro nella media Europa. Abbiamo il FEM nelle valli alpine occidentali, tese correnti occidentali e una sciaccatura in arrivo da ovest generata all'interno del vortice europeo. Le correnti si spongono più da sud-ovest, eccole qua, arriva la sciaccatura e transita maestrale rapido a pulire di nuovo ovest teso. Abbiamo adesso una rimonta anticiclonica in zona britannica. Ecco. Le correnti tendono a ruotare da nord-ovest, centro Europa, con una fase di FEN in arrivo per le Alpi. Ecco l'arrivo del FEN, giù per le valli, in pianura padana. Il seguito del FEN è una rimonta anticiclonica verso nord, con retrogressione palese e gelida da est, a scendere sulle nostre regioni. Ecco l'aria fredda che arriva da est, con un nucleo molto freddo, a meno 20 abborda le Alpi. La provenienza dell'aria è strettamente orientale. Abbiamo un flusso orientale sull'Italia che continua anche nei giorni successivi con continui afflussi gelidi. Ecco, un vortice prettamente si scaglia sulle giorni seguito da un vento di bora eccezionalmente freddo. Ora attenzione, su questo cuscinetto andrà a scorrere aria più tiepida, quindi arrivano nevicate in arrivo da ovest, l'ho detto. Ecco qua,